Questi si sono opposti in maniera evidente alla volontà di seguire queste regole, insomma. Le ciabatte è una di queste, la cuffia poi l'hanno noleggiata ma pensavano di fare il bagno senza costume, entrare con i vestiti. Hanno portato l'attrezzatura, le sedie sul prato, cosa vietata per non rovinare il prato, e soprattutto gli alcolici in bottiglie di vetro. In parte li avevamo individuati, la segreteria ha potuto sequestrarglieli, però la parte che era stata nascosta è ricomparsa poi nel solarium. Di quelle indicazioni di cui ogni piscina italiana è zeppa se ne sono fatti un baffo, dunque. Indossare la cuffietta, vietato tuffarsi, fare schiamazzi, ma soprattutto presentarsi a bordo vasca con le scarpe. Il gruppo di 40 profughi che sabato si era ritrovato alle piscine comunali di Piazza Moro Vittorio Veneto ne ha combinate di tutti i colori. Non erano attrezzati con le ciabatte la maggior parte di loro, quindi abbiamo dovuto insistere perché noleggiassero queste ciabatte e entrassero scalzi, per scoprire poi che fuori, una volta arrivati nel solario, ricominciavano a mettere le scarpe. Gli assistenti bagnanti sono impazziti per fargli rispettare le regole. I bagnini hanno avuto molta difficoltà a riportare la calma tra i bagnanti, inferociti con gli stranieri maleducati, tanto da essere costretti ad allertare i carabinieri prima che la situazione degenerasse. Il compleanno di un profugo si è trasformato in un incubo, al punto che gli stranieri pretendevano, senza comprendere i richiami in italiano, di portare bottiglie di superalcolici in vetro sino a bordo vasca. Insomma, diciamo che il carico è stato tutto sulle spalle degli assistenti bagnanti, che veramente, comunicando in inglese, e in particolare uno di loro si è dedicato a loro tutto il tempo, e hanno cercato di contenere un po' la situazione, che non è degenerata, non ci sono state risse, non c'è stato nulla, però sicuramente i disagi per gli altri utenti che frequentavano la piscina in quel momento là sono stati numerosi, tanto che pian pianino tutti hanno iniziato ad andare via. Insomma. La direzione della Nottoli, che gestisce la struttura, si è scusata con gli altri bagnanti, ma ormai la polemica è fatta.